Let's get in. Let's get in. Let's get in. Let's get in. It's like that. It's like that. Amiche e amici di Beppi TV, una buona sera e ben ritrovati a D-Time, il programma di approfondimento sulla Serie D che va in onda anche oggi come ogni lunedì, e oggi torniamo a parlare del girone B, un po' il nostro giardino di casa, il girone che curiamo con un po' più di attenzione perché riguarda tanto le squadre lombarde, e un esperto di girone B ma di tutta la Serie D che è qui con me, Manuel Pascali. Ciao Fede, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera Pasqua. Ciao. Colpi di scena, ce ne sono stati tanti, adesso li riassumiamo insieme. A Giovanni Capobianco sicuramente, agente FIFA, procuratore sportivo. Ciao Manuel. Ciao, buonasera, ciao Giovanni. Un girone sempre più avvincente e sempre più complicato. Eh sì, l'abbiamo lasciato da parte qualche settimana anche per permettergli di svilupparsi. Adesso abbiamo tantissime cose di cui parlare, vediamo se riusciamo a fare il punto. Il punto lo faremo anche con un ospite d'eccezione, il direttore generale del Legnano, Alessio Ferroni. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Che è stato un po' protagonista con la sua squadra ovviamente dell'ultimo weekend. E appunto ne parleremo più tardi perché abbiamo da fare il punto sia sul turno infrasettimanale che c'è stato appunto mercoledì, sia sull'ultimo turno di campionato, quello della 26esima giornata che si è invece giocato nel weekend. Partirei banalmente dai risultati e quindi ricapitolando quello che è successo nel turno infrasettimanale, quello del 31 gennaio, partendo dall'Arconatese che ha mandato un messaggio forte e chiaro a questo campionato, 3-0 in casa nello scontro diretto contro il Caldiero e apparecchiato poi quello che sarà il sorpasso del fine settimana.
Legnano che perde contro il Desenzano, seconda sconfitta per 1-0 di fila. La Folgore fa un buon punto contro il Brusaporto. Anche se il risultato di giornata forse è la vittoria della Trizium contro il Piacenza in una giornata che vedeva lo scontro al vertice. Il Piacenza poteva approfittarne, invece la Trizium ha giocato una partita straordinaria, 2-0 dopo 15 minuti e poi risultato finale meritato di 3-1. Neanche la Varesina approfitta per recuperare punti su Arconatese e Caldiero. Infine solamente un pareggio che però dopo il doppio svantaggio in 16 minuti è quasi un punto guadagnato. Appunto, soffermiamoci su questi risultati. A te, Manuel, colpisce di più la vittoria della Trizium sul Piacenza o lo scontro diretto, diciamo, che è stato vinto anche senza troppi problemi in realtà dall'Arconatese? Allora, penso che il campo della Trizium sia uno dei più difficili su cui andare, non è semplice fare il risultato lì, quindi non mi sorprende. 3-0 fa rumore, 3-0 dell'Arconatese fa rumore, avevamo parlato un po' della crisi nei giorni invernali dell'Arconatese, che sembra che si sia svegliata con 6 punti in 2 partite, 0 punti sia per il Piacenza che per il Caldiero, che creano veramente bagarre lì davanti, perché adesso ci sono veramente 5 squadre in 6 punti tra Arconatese e Piacenza, ed è un campionato che ha ributtato dentro il Pro Palazzolo, che è un'altra squadra forte, e il Varesina è lì, se la giocherà fino alla fine, ma veramente un rush finale che così tante squadre un po' inaspettato. Il Piacenza che con 0 punti in queste 6 partite e in queste 2 partite si è un po' complicato il cammino, perché la davamo come favorita per blasone eccetera eccetera. Adesso due sconfitte pesanti, perché è pesante quella della Tritium e pesante anche quella in casa contro il Desenzano. Direttore, le faccio una domanda che esula un po' dai temi di giornata del Legnano, che affronteremo un po' più tardi. Volevo collegarmi a quello che ha detto Manuel sul Piacenza. Voi l'avete affrontato, avete vinto quest'anno. Lei si aspettava una squadra che potesse, diciamo così, ammazzare il campionato, oppure sapeva che avrebbe avuto comunque difficoltà in questo girone, come poi ce l'ha avuto con voi nello scontro diretto? Allora, noi abbiamo affrontato il Piacenza il 1° novembre, che poi è stato anche il giorno in cui fu esonerato Maccarone, per cui si tratta di una squadra con degli equilibri tattici e tecnici completamente diversi, tant'è vero che poi da quel giorno, quella sconfitta con noi, penso che abbiano inanellato tantissimi risultati positivi, poi li ha proiettati, diciamo, a ridosso delle prime posizioni. Hanno cambiato tanto, anche qualcosa abbastanza nel mercato appunto di dicembre, per cui insomma si sapeva e si sa che il Piacenza è una squadra che insomma per me era e forse ancora lo è la candidata numero 1 al salto di categoria. Logicamente poi quando magari il calcio è imprevedibile, poi ogni partita, io dico sempre che è una storia a sé. Noi abbiamo battuto l'Arconatese tipo 10 giorni fa 1-0, poi l'Arconatese da quella partita, diciamo, ha ripreso il suo cammino, diciamo, positivo da squadra importante, quindi forse portiamo anche un po' fortuna. Infatti questa è quasi una regola, stavo per dirlo io, voi battete una grande e poi loro incominciano a partire. Perdono a Legnano e poi dopo. Però grande. Ecco, sicuramente Piacenza è una squadra, forse dal punto di vista di valori tecnici, forse la più importante, quindi se non la più importante, quindi io insomma è un duello tra 3-4 squadre, una lotta aperta, insomma, la Pro Palazzolo che noi abbiamo affrontato qualche giorno fa, dico, è una squadra altrettanto importante, lo confermo come tu avevi detto prima, quindi ci sono 3-4 formazioni che se la giocano e che quindi se la giocheranno fino alla fine. Adesso vediamo un po' come risponderà il Piacenza, perché non può continuare a perdere, quindi dalla prossima domenica io credo che insomma sicuramente dovranno fare risultato, giustamente. Hanno anche delle pressioni particolari che gli impongono determinati appunto equilibri. A Giovanni invece chiedo qualcosa sul Caldiero, perché appunto così come il Piacenza è una delle poche squadre che ha perso entrambe le partite nella 25esima e nella 26esima giornata, e poi lo andremo a vedere, ma
Ti aspettavi appunto che potesse crollare così il Caldiero? Ho detto che aveva anche uno scontro diretto, però poi ha perso una partita un po' meno difficile. Più che altro ci eravamo abituati a vederla anche solida lì davanti, da quando aveva acquisito la vetta non sembrava avere, insomma, le vertigini, come si dice in questi casi, invece è un po' caduta. Te lo aspettavi, Giovanni? No, io sinceramente non me lo aspettavo, anche perché il Caldiero per me è la principale candidata a vincere questo campionato per solidità e equilibrio in tutte le parti. E poi le statistiche ci insegnano che generalmente chi ha la miglior difesa è il campionato lo porta a Io lo sento. casa. Fa notizia il fatto che ha preso 4 partite, una difesa solida come il Caldiero ne aveva presi 7. Però io non allarmerei più di tanto, nel senso che ogni partita in questo girone è complicata, dimostra il fatto che si passa un cettro. Giovanni, noi ti sentiamo un po' male, non so se Basso. hai problemi con il microfono, non so se hai attaccato le cuffiette però ti sentiamo Mi molto senti? molto basso. Prova adesso? Mi senti? Sì, ti sentiamo meglio. Un po' meglio, sì. Ok. Dicevo, in tante squadre si stanno passando lo scettro della capolista. C'è un equilibrio incredibile, i valori sono alti dalla prima all'ultima squadra. L'unico dato importante di questi 3 quarti di campionato è sicuramente che non c'è una squadra che è in grado di ammazzare il campionato. Il Piacenza è la squadra più completa, a mio avviso, insieme al Caldiero, ma i valori del Piacenza sono molto più alti. Però continua ad avere passaggio a vuoto. E bisogna capire se continua ad averli perché qualcosa manca al Piacenza per vincere questo campionato, oppure perché i valori delle altre squadre sono talmente di buon livello che la palla è rotonda e tutti possono vincere contro tutti. Assolutamente. Andiamo a vedere allora cosa hanno fatto anche le squadre nel 26esimo turno, in quello che si è giocato nel weekend. Partendo appunto dall'Arconatese che continua la striscia positiva, grazie al gol di Marco Pastore al 90esimo, che vale anche appunto la vetta della classifica perché il Caldiero perde 0-1 con il Club Milano, che possiamo un po' definire la mazza grandi. Pensate che ha conquistato 17 dei suoi 34 punti contro le prime 7 della classifica. Piacenza altro passo falso in casa contro il Desenzano, partita che comunque, e adesso magari ne parleremo, vedrà come risultato lo 0-3 a tavolino perché il Piacenza ha finito la partita con 3 under al posto di 4. Ci sono state anche poi le dimissioni da parte dello staff tecnico dopo questo clamoroso errore, dopo questa clamorosa svista. Vediamo, è da capire se la società le ha accettate o meno, quindi anche un po' di caos in casa Piacenza. Vincono Pro Palazzolo e Varesina e poi arriviamo al Legnano che perde 0-2 in casa contro il Crema. Del Piacenza magari parliamo dopo, stiamo concentrati sul Legnano prima. Abbiamo anche un video che poi commenteremo anche magari con il direttore generale Alessio Ferroni, che appunto riassume le contestazioni dei tifosi a fine partita, uno scontro poi tra un paio di membri della squadra e appunto i tifosi, scontro che non è chiaramente arrivato alla violenza ma più che altro a un diverbio acceso sicuramente, con l'uso anche di qualche parola forte. Poi a fine partita la società Legnano ha detto che non può tollerare tramite comunicato comportamenti come quelli occorsi tra un suo tesserato e un tifoso dopo il triplice fischio della gara di ieri. Fanno piacere le parole di scuse del giocatore ma non sono sufficienti. Malago è stato quindi multato perché quando le cose non vanno bisogna solo restare a testa bassa e lavorare per uscirne. Ecco, direttore, questo è stato il vostro provvedimento. Non so se vuole commentare prima quello che è successo anche in maniera un po' più discorsiva e appunto come l'avete vissuta voi in società. Dunque, allora parto dal presupposto che sono episodi questi non sono condannabili, non sono consoni e lineari al gioco del calcio, allo sport, soprattutto quando
la reazione è quella di un calciatore che comunque io oggi la Serie D la definirei un semiprofessionismo. Poi a Legnano ci tengo a ribadire e a sottolineare che comunque da un punto di vista societario, grazie al mio presidente, io ho fatto sì che tutto si lascia liscio, cioè equilibri da società professionistica, stipendi pagati in anticipo, sulla scadenza mensile, organizzazione, quindi tutto. Quindi soprattutto quando un calciatore è in un contesto del genere non deve mai cadere in questi errori. Quindi la mia linea è stata rigida, dura nei confronti del giocatore, con il quale ho parlato a fine partita dopo una mezz'ora, forse anche un'ora, perché a caldo Sì. parlare. E nonché poi anche seguita anche la sanzione disciplinare, perché giustamente lui deve essere redarguito, quindi multato, e poi il mio comunicato, diciamo, è un comunicato che è abbastanza, e anzi è molto chiaro, abbastanza diretto al fatto che dobbiamo mantenere certi equilibri, pensare solamente al campo, perché adesso l'obiettivo primario è salvarci, e dobbiamo farlo nel modo più veloce possibile, perché comunque ce lo impone la storia, la piazza, il nostro orgoglio, ma soprattutto ce lo impone la professionalità, perché noi, vi ripeto, siamo appunto professionisti pagati e lavoriamo per questo, dobbiamo fare il nostro dovere. Poi dal punto di vista dell'etica dello sport io la condanno, sono contrario, e vi dico questo, che se non fossimo stati in questa posizione di classifica io avrei anche adottato provvedimenti disciplinari più rigidi, perché insomma non sono d'accordo, non tollero, quindi avrei anche optato per un allontanamento momentaneo del giocatore dalla rosa, però questo non lo posso fare adesso. Chiaro, ci sono altre esigenze. Ringraziamo anzi Sport Legnano per le immagini, mi sono dimenticato di dirlo. Poi volevo passare da Manuel e chiedergli, che è quello che ha un po' più esperienza di campo, se ha mai vissuto situazioni del genere o in generale cosa pensa di questa faccenda, da che parte sta la non è una la situazione ragione. facile, perché io capisco il punto di vista della società. Io mi schiero dalla... allora, bisogna un attimo pesare le parole, nel senso, io non dico di schierarmi dalla parte del giocatore, perché comunque sono comportamenti che purtroppo succedono. Io mi ci sono trovato e ho avuto anche una reazione peggiore di quella del giocatore, perché comunque è una situazione non semplice, una situazione di classifica non semplice, in cui magari i risultati non stanno andando nel modo in cui uno vuole. Uno dà l'anima tutti i giorni allenamento, si spacca i fondelli, cerca di dare tutto. Poi si può vincere, si può perdere. Io non ero al campo, non ho visto la partita, non ho sentito quello che è stato detto al giocatore, però quando poi viene messo magari in discussione il lavoro di un professionista, che non lo è per le istituzioni, ma non lo è perché Indy lo è comunque, perché ci si allena tutti i giorni tranne un giorno libero a settimana, eccetera eccetera, tanti fanno solo quello. Secondo me, se si viene attaccati è dura starsene zitti, perché se uno ha la coscienza pulita, sta dando tutto quello che ha, e poi purtroppo i risultati li stanno dicendo male, io gli insulti non li ho mai accettati, perché ho sempre pensato di essere nella posizione di poter camminare a testa alte. Quando qualcuno mi dava mi insultava, io comprendendo le conseguenze andavo a muso duro, perché ero convinto del mio lavoro. Quindi lì capisco la società che debba prendere dei provvedimenti nei confronti del giocatore, perché non è un comportamento bello, perché non è bello andare a muso duro coi tifosi, però io lo capisco. Lo capisco, e anzi, secondo me sono segnali di una squadra viva, che non è rassegnata, di una squadra che ha voglia di uscire da questo momento, e glielo auguro, perché Legnano è una piazza passionale, e queste cose succedono nelle piazze passionali, magari ti mettono tanta pressione, ma poi se le cose vanno bene ti trascinano. Però purtroppo sono cose brutte da vedere, però capitano, e soprattutto quando uno ci mette tutto, certi insulti così fa fatica ad accettarli. Per quello non me la sento di condannare il giocatore. Certo, direttore. Accolgo l'analisi, insomma,
com'è il tuo nome, scusami? Manuel Pascali. Pascali, Manuel. Manuel, accolgo l'analisi di Manuel in pieno, anche perché comunque io sono sicuro che questi ragazzi abbiano dei valori importanti, e li hanno, perché comunque cioè, che se ne dica, poi magari si vanno a strumentalizzare sempre tante informazioni. Il Legnano è una piazza importante, una piazza vera per fare calcio. Certo. C'è una pressione particolare che magari non si trova in altre realtà di Serie D, che insomma con un bacino di utenza minore rispetto anche a Legnano, quindi fare calcio a Legnano è fare calcio vero, quindi Sì. di conseguenza tutti siamo soggetti a pressione, io in primis. L'unica cosa che ho detto ragazzo è che capisco tutto, capisco la frustrazione, capisco la serietà, l'impegno, perché veramente, come ha detto Manuel, ogni giorno i ragazzi lavorano molto molto alacremente e in maniera molto professionale il campo, e quindi io ho condannato solamente una cosa, che lui doveva veramente prendere, andare via, tapparsi le orecchie e scappare, stop, So. solo questo, perché altrimenti abbiamo buttato benzina sul fuoco, quindi ha alimentato delle situazioni che già in tribuna erano abbastanza tese, quindi di conseguenza questa è stata la scintilla un po' che ha fatto accendere appunto la miccia, no? Quindi così si dice. Certo. A parte questo, però, insomma, giustamente adesso cerchiamo di mantenere degli equilibri. La cosa che mi fa piacere che tu hai detto che Legnano è una squadra viva. Legnano è una squadra viva e vuole salvarsi, una squadra che sta bene. Ieri, non so se avete visto la partita, comunque fino all'episodio del gol, che poi è stato, diciamo, scaturito da un errore, diciamo, non condannabile, da un errore tecnico che può succedere, di gestione, e da un autogol su quella punizione la partita era in equilibrio, avremmo anche potuto vincerla noi, quindi quell'episodio ha spaccato un po' gli equilibri e quindi di conseguenza poi è andata come è andata, però ecco, sono sicuro di quello che andremo a fare anche con il nuovo allenatore, quindi ci crediamo, e quindi così deve essere. Volevo fermarmi però, cioè le sue parole sono giuste, però volevo un commento sui risultati, cioè sul trend che sta avendo la squadra in questo momento. Più che altro perché, non tanto per i risultati, perché nonostante siano gravi 6 sconfitte nelle ultime 7, se non vado errato, il problema è sono i gol segnati. Cioè, fate molta fatica a fare gol, non so direttore lei come si spiega questa cosa, avete anche messo mano al mercato, Bardelloni è stato qui da noi. Come se la spiega questa cosa e come si esce da questo impasse? Allora, io credo che sia tutta una questione tattica e sia una questione legata ad uno sviluppo di una manovra che purtroppo, diciamo, il Legnano fino a questo momento, e io parlo anche della partita di ieri, che dove si è visto qualcosa di diverso sia come atteggiamento mentale sia come atteggiamento, diciamo, tattico, di una squadra che comunque ha usato un po' di più rispetto alle ultime uscite, però si parlava di una squadra che da un punto di vista dello sviluppo della manovra e di portare gli attaccanti e densità in aria non l'ha fatto o non lo faceva, ma questo non perché il mister precedente abbia deciso di non farlo, oppure aveva delle idee tattiche che probabilmente portavano, diciamo, la squadra a tendere a difendersi un po' di più rispetto ad attaccare, però è vero che nelle ultime 3 partite noi abbiamo preso 3 gol per sbaglio, poi lasciamo stare il 2 col Crema che comunque anche lì, però nel senso tu devi attaccare, offendere per non essere attaccato, devi occupare gli spazi, devi fare possesso palla, devi mettere gli uomini in aria, così dobbiamo cercare di insomma far gol. La nostra purtroppo situazione vede un Bardelloni che fino a ieri un po' meglio, diciamo che stazionava un po' nella tre quarti e non in area avversaria, quindi noi la manovra non la sviluppiamo mai. Adesso il nuovo allenatore ha proprio l'obbligo di sviluppare e di rendere un po' la squadra più offensiva, perché noi abbiamo bisogno di fare gol. Tra l'altro abbiamo anche preso un attaccante croato del 2003 che comunque è molto forte, lo stiamo tesserando, insomma, a giorni avremo anche il rientro da posso sapere il nome? Si chiama Moreno Vuskovic, lui è cresciuto nella Dinamo Zagabria, ha fatto il CSKA Sofia 2003, un giocatore di prospettiva, un giocatore che ha una struttura fisica imponente, 1,94 m, quindi a noi serve uno così che accompagni Bardelloni, perché Bardelloni è un grandissimo giocatore che ha bisogno di sostegno e ha bisogno di giustamente un riferimento che in questo momento non ha, quindi io rispetto tantissimo Emanuele e sono convinto che è un giocatore importantissimo che ci darà
in questi 3 mesi un aiuto incredibile, però va aiutato, altrimenti non possiamo pensare di poter appunto iniziare a cambiare un po' a quelli che sono le sorti della nostra manovra offensiva, quindi della fase di finalizzazione. È questo che avete chiesto al nuovo allenatore a Liguori quando l'avete scelto? Cioè l'avete scelto anche per questo? Perché vi ha dato garanzie sul lavoro, sulla fase offensiva e vi ha garantito che secondo lui c'è il margine per fare più gol e quindi per salvarsi? Dunque, la scelta di Liguori è maturata nelle ultime 24 ore dopo la partita di Desenzano, forse qualcosa in più. Appena dopo la partita il presidente mi ha comunicato che insomma mi ha chiamato dicendo che bisogna cambiare, quindi c'erano 2 profili in ballo che abbiamo analizzato anche col direttore Minguzzi e poi poi abbiamo optato per Liguori, che erano Consonni e Liguori. Consonni non se l'è sentita di venire, ma non perché giustamente ognuno ha le sue idee e il suo modo di vedere, di decidere il suo destino, il suo futuro. Liguori ci è piaciuto perché comunque ha messo subito entusiasmo, ha dato subito disponibilità, ma più che altro io lo conosco perché lui è allenato a Grosseto, sono di Grosseto, sono maremmano, ok? Di Grosseto, quindi lui ha allenato a Grosseto nella stagione 22-23 e poi con il cambio di proprietà dopo qualche partita, mi sembra a febbraio, ha lasciato perché comunque c'erano delle dinamiche particolari, però lui la squadra l'ha portata dal penultimo posto a metà classifica, mi sembra, con dati in fase difensiva ottimi, ma anche in fase offensiva. Oltre a questo l'abbiamo poi analizzato con il settore scouting nostro attraverso algoritmi, database, per classifiche di rendimento, sviluppo della manovra offensiva, media punti, è risultato uno dei migliori, per cui abbiamo deciso di investire su un profilo come lui, giovane però aggiornato, che vuole comunque far bene e che ha voglia, motivazione, più che altro che portare la squadra a avere un credo che è quella di occupare gli spazi, possesso palla, aggredire alto e più che altro finalizzare, attaccare gli spazi in fase offensiva, queste cose qua. Le idee mi sembrano... Altrimenti se non facciamo questo non ne usciamo. È chiaro. Le idee mi sembrano molto chiare. Non so se Giovanni ha qualche domanda anche su quest'ultima cosa a cui ha fatto accenno il direttore appunto per Ferroni. No, non ho domande in particolare. Io ho visto giocare il Legnano, ero presente alla partita Folgore Galatese Legnano, in cui sono stati sfortunati prendendo gol al 93esimo con una partita praticamente finita sull'ultima azione disponibile. Vedo, come diceva Mario, una squadra viva, una squadra in vita, una squadra che ha elementi di valore e che deve provare a ricompattarsi per trovare un po' di continuità. Il calcio con tutte le partite che ci sono alterna momenti di splendore a livello di rendimento e momenti in cui invece le cose non vanno bene. Ritornando invece un po' al discorso iniziale e all'episodio che avete mostrato, io mi sento di orientarmi un po' di essere allineato con quello che è il pensiero di Manu, nel senso che a me non piacciono molto quelle realtà, non parlo chiaramente del Legnano, parlo in generale a 360 gradi, in cui le società sono un po' in ostaggio dei tifosi, o comunque devono dare troppe spiegazioni ai tifosi. Il tifoso è il tifoso paga il biglietto, fa il tifo per una maglia, mi va bene il discorso della fede, ma quando il tifo e la critica e la polemica e le offese diventano eccessive, bisogna contemplare e considerare il fatto che si ha di fronte delle persone, si ha di fronte delle persone con delle famiglie, siamo di fronte delle persone che magari danno il massimo. E se quel massimo non porta il risultato, per esempio, leggendo tra le righe un po' quello che è il consiglio del direttore, il direttore ha chiaramente detto che c'è stato qualche problema di manovra, ma i ragazzi danno tutto, cioè non c'è dubbio sull'impegno dei calciatori in questo momento. Un tipo di contestazione feroce ci può essere nel momento in cui si hanno dei dubbi sulla regolarità dei risultati e del rendimento dei calciatori che possono incidere sul risultato.
In questo caso siamo di fronte semplicemente a una squadra che attraversa un momento di difficoltà, ma in cui si è tutti allineati per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quel tipo di contestazione feroce chiaramente può dare fastidio. L'intervento in privato a livello societario del direttore è sacrosanto, perché comunque bisogna mandare un messaggio serio a tutti, visto che si richiede professionalità e i calciatori sono pagati per fare i calciatori, certo non per litigare con il pubblico, però un margine di errore secondo me al calciatore e di umanità bisogna lasciare. Sono d'accordo. Ma erano veramente così tanto sopra le righe, perché non eravamo al campo, chiaramente la contestazione dei tifosi, di quel tifoso in quel momento, che ha giustificato parzialmente il fatto che i giocatori andassero a rispondergli, o secondo lei rientrava tutto nella norma? È questo che non mi è molto chiaro nemmeno dal video. Premesso che io ho massimo rispetto per chi viene allo stadio, per il tifoso ordinario e per diciamo, il tifoso più acceso che potrebbe essere l'Ultra, il nostro Ultras. Però devo dire questo, che sul Legnano purtroppo io l'anno scorso non ero a Legnano, quindi non ho vissuto la situazione. Si stanno un po' ripercuotendo delle situazioni che si sono verificate l'anno passato, cioè ancora si continua a dire che a Legnano non vengano pagati gli stipendi, che a Legnano c'è un presidente che comunque è vero che non viene a Legnano allo stadio, però è venuto ad esempio per la cena, per il pranzo di Natale, ha fatto una sorpresa alla squadra e ha invitato tutti i giocatori al ristorante. Cioè, non è vero che è un presidente laitanto, è un presidente che comunque esiste, c'è. Poi io dico sempre questo, che il calcio oggi deve andare in una direzione che è quella cioè della concretezza, del risultato. Se una società è gestita bene, non manca niente alla squadra, è organizzata, i fornitori vengono pagati, si tenta di fare un progetto dove si vuole riportare ordine e magari insomma anche professionalità in una realtà che magari è ancora un dilettantismo un po' più insomma elevato, secondo me siamo come ho detto prima ai margini del professionismo. Cioè non si può dire per partito preso non entriamo allo stadio, vogliamo che il presidente va via, contestiamo il direttore, quando bisogna stare vicino alla squadra in questo momento. Io questo appello qui l'ho già fatto qualche volta in conferenza stampa, però non è mai stato recepito, e io chiedo solamente il sostegno alla squadra, chiedo solamente adesso di stare tutti uniti, di venire allo stadio, di incitare e non di contestare. Poi le somme vengano tirate fuori, le tireremo fuori al 5 maggio. Io mi auguro appunto che ci sia solamente una festa, che è quella della salvezza, ok? E poi magari consolidare un progetto per il prossimo anno che possa essere diverso. Però siamo partiti insomma tra le macerie. Io ricordo, ma questo l'ho detto anche in conferenza stampa l'ultima volta, 3 giorni fa, io ricordo ai giornalisti, ai colleghi vostri, che il Legnano il 15 luglio ancora non esisteva. Io sono stato incaricato il 10 luglio, inizio a lavorare il 15 luglio, e voi sapete che nel calcio si inizia a lavorare minimo un mese e mezzo prima, perché comunque se si vogliono fare le squadre, si vogliono prendere i giocatori forti, i giovani più bravi dalle società di Serie B, di Serie A, cioè bisogna muoversi prima, molto prima. Quindi è stato fatto un mezzo miracolo già creare un gruppo. Adesso stiamo aggiustando pian piano il tiro, ma giustamente paghiamo scotto, paghiamo dazio, però è un percorso di sofferenza, ma dobbiamo uscirne. Io l'ho sempre detto questo, dobbiamo uscirne, dobbiamo essere forti mentalmente e convinti di uscirne. Però io, ecco, c'è stata una contestazione accesa, ma non so per quale motivo, perché ragazzi ieri io non me la sono sentita di entrare dentro lo spogliatoio e arrabbiarmi, perché io sono uno che si arrabbia molto, quindi è successo più volte che mi sono arrabbiato ferocemente, ma ieri mi sono sentito di non entrare perché i ragazzi veramente sono usciti con le scorazioni, le galle nei piedi, le maglie strappate, sudati, quindi hanno lottato fino all'ultimo, quindi non me la sono sentita io di intervenire. Io non so cosa abbia visto il pubblico ieri, sinceramente. Io penso che sia dovuto meramente alla classifica, che mi collego, la andiamo anche a vedere, così vediamo quelle che sono le somme parziali di questa stagione del Legnano. In questo momento appunto la classifica dice che siete terzultimi, appunto avete perso contro la penultima classifica in casa. La classifica poi cosa dice? Che l'Arconatese ha guadagnato la testa del girone B di Serie D, che la Varesina è lì
che il Caldiero e il Piacenza hanno perso due grandi opportunità, ne ha approfittato parzialmente il Palazzolo e anche il Desenzano per accorciare un po' appunto la classifica con la lotta playoff. Giù in fondo la Trizium, grazie alla vittoria col Piacenza, ha scavalcato il Legnano e le squadre in zona playout sono un po' le solite. Penso che sia... Noi ieri abbiamo perso l'occasione, perché ieri ha chiaro. perso tutti, quindi o vincere o pareggiare sarebbe stato un successo. Chiaro, in questo momento con una vittoria sareste stati a ridosso della zona salvezza diretta. Quindi penso sia più che altro a quello dovuta la contestazione del tifoso, che chiaramente avrà visto la partita, però poi quando tocca spiegargli che sei terzultimo e che hai perso con la penultima, che comunque il rischio, direttore, c'è di retrocedere, perché così come stanno le cose, probabilmente il tifoso ha paura, non so, la ricostruzione. Il rischio c'è, assolutamente c'è il rischio, perché noi dobbiamo invertire velocemente una tendenza che insomma è pericolosa, ma sono fiducioso anche che, ecco, tra l'altro questa sosta di 2 settimane per il torneo di Viareggio ci permette di sviluppare un lavoro che faremo queste 2 settimane con l'allenatore, e quindi di insomma ricompattarci un pochino e andare a giocare il 18 contro il Club Milano con la consapevolezza di fare un'altra partita, cioè di essere un'altra squadra. Questo sono sicuro che avverrà, però dobbiamo crederci, dobbiamo capire che è un percorso tortuoso, ma ce la dobbiamo fare. Un percorso tortuoso che comunque è pericoloso, però dobbiamo essere convinti di farlo. Non so se posso farti una domanda. Ecco, appunto. Ma tu credi nel lavoro fatto, il tuo lavoro fatto fino ad oggi nella costruzione della squadra, oppure potendo tornare indietro agiresti in modo diverso, cambieresti qualcosa? Allora, senza nulla togliere ai calciatori che sono passati da Legnano, tra l'altro colgo l'occasione per poi lo farò personalmente, perché io sono abituato a parlare con i fatti, non con le idee, con le potenziali fantasie mediatiche. Allora, è stato detto da Sport Legnano che quest'anno nella rosa 23-24 sono passati 75 giocatori. Era falso. È già pronto un comunicato stampa che farò uscire tra stasera e domani, falso. Perché loro hanno pubblicato due documenti. Tra l'altro c'erano giocatori che non ho mai visto né sentito transitare del Legnano, gente che comunque non conosco. Ma detto questo, i calciatori che sono transitati quest'anno sono al netto degli under che poi ho portato su, che sono 5-6, sono 34-35. Poi rifarei le scelte. Allora, le mie scelte sono state obbligate quando sono partito per costruire la squadra, perché primo a Legnano non voleva venire nessuno dopo l'anno scorso, e io ho rassicurato con i fatti che non sarebbe stato così. Quindi, secondo, ho costruito una squadra in base a quello che sono riuscito a trovare. Terzo, insieme all'allora allenatore che era Scudieri, abbiamo veramente dovuto inventare quello che non si poteva realizzare, qualcosa di, quindi mettere insieme un gruppo, dargli la possibilità di giocare, prendere giocatori comunque anche stranieri che insomma ci venivano offerti. Poi nel mercato di dicembre, con una consapevolezza diversa e con la voglia, diciamo, di migliorare tutto, ho praticamente deciso di cambiare quasi radicalmente la squadra. Infatti abbiamo fatto 15 uscite e sono entrati 13 giocatori, per cui insomma quelli che avete visto, Pecchi, Bardelloni, insomma. Io rifarei le scelte che ho fatto perché sono convinto che il progetto è un progetto molto, molto valido, che deve andare avanti, per cui, però logicamente poi quando si fanno gli errori si devono appunto prendere atto degli errori che si fanno. Questo. Non so se hai sentito la risposta interamente, Giovanni. Comunque, per riassumere, sì, sono state fatte degli errori, però bisogna appunto assumersene le responsabilità. No, è giusto. Io credo che
il direttore poi ha evidenziato un po' quelli che sono stati i reali difficoltà nella costruzione della squadra a Legnano. So un po' come è andato il mercato quest'estate, il fatto di partire con un grosso ritardo ha danneggiato più società quest'estate con i ripescaggi, con tutte quante le problematiche e le vicissitudini che hanno caratterizzato. Se riesci avvicinati leggermente al telefono perché ti sentiamo. Quindi già è partito con un handicap particolarmente grave che è stato appunto il ritardo nell'avvio della costruzione della squadra. E, insomma, io ho fatto questa domanda proprio perché immaginavo che ci siano state delle grosse difficoltà e che non fosse semplice effettivamente mettere insieme un gruppo che oggi io reputo poco, abbastanza sì. chiaro. Volevo dire chiaro, ma non me la sentivo. No, eri Giovanni gli leggermente. è caduto il telefono nel lavandino in questi giorni. È successo qualcosa. Ma no, secondo me è leggermente lontano, perché ho visto che prima quando ti sei avvicinato prima, e vabbè, chiaramente per l'inquadratura non era il massimo, però per la voce sì, ti si sentiva correttamente. Comunque anche in questo caso si è capito Messaggio è arrivato. a grandi linee il messaggio di Giovanni. Se Manuel non ha domande, io direi di ringraziare. Ma penso che comunque anche il direttore, quando gli deve formare una squadra al 15 di luglio, ma di cosa parliamo? Cioè, mica è facile, quando ormai tutte le rose più o meno 90% sono state formate, tutte le squadre sono partite. Cosa vuoi pretendere? È normale che sia una stagione che parte in maniera magari non ideale. Poi a volte va bene, a volte, ma più delle volte bisogna tribolare. Ora hanno tutto il tempo di farlo a disposizione. Io penso che la situazione che si è venuta a creare possa dare possa compattare, perché avendo vissuto tanti spogliatoi, quando succedono queste cose spesso se ne esce meglio, perché comunque non dico che si vada a trovare un nemico, tra virgolette, però sai, questi episodi compattano il gruppo. Il ragazzo magari viene anche visto come uno di quelli che si mette a difendere il gruppo dei più giovani, magari di fronte a un nemico che non è nemico, perché poi alla fine della fiera fai due risultati positivi, ti vengono dietro, ti trascinano, però dire ragazzi siamo noi, quest'anno è così, siamo noi, non ci stanno dando una mano, andiamo dritte e trasciniamoci, poi bastano veramente due risultati, si vola tutti assieme, quindi veramente io a Legnano ci ho giocato contro tante volte, è sempre una piazza che è bello vedere fare grandi cose perché è una piazza sanguigna, bella, quindi vi auguro veramente di mettere a posto le cose. Sì, grazie. Tra l'altro quello che dici te è vero, noi il 24 luglio siamo andati in ritiro e fino al 5 agosto è stato un cantiere, cioè, arrivavano giocatori e uscivano. Quindi capite, questa è la condizione nostra, però io sono fiducioso. Ecco, tu dici anche un'altra cosa molto importante, che non potevano venire a Legnano, perché l'anno precedente hanno sicuramente condizionato l'orientamento dei calciatori nell'immaginario collettivo. Certo. Il modo in cui è finita la stagione scorsa la conosciamo tutti, con tutte le problematiche che sono state, e io immagino che tu abbia fatto una fatica enorme, un po' per convincere i calciatori a venire e un po' per assemblare una rosa che fosse competitiva. Cioè, assolutamente. Questi sono dati di fatto che chiaramente vanno a tuo favore. E io oggi ho lavorato di buon livello, la quale si lotta per la salvezza, ma perché secondo me non si poteva fare di più per tutta la fatica che si sta. Esatto. E ringrazio sempre il Presidente per comunque quello che gli chiedo lui mi dà, per cui lo ringrazio sempre perché da un punto di vista societario non ci manca, non mi manca nulla per lavorare, però quello che tu dici è vero, perché io mi ricordo che lavoravo 15-18 ore al giorno perché per prendere un giocatore dovevo fare 3 trattative, procuratore, giocatore, poi il giocatore richiamava, ci ripensava, cioè una roba fuori dalla mia logica di lavoro, però purtroppo era così, ho dovuto comunque fare questo, ecco. Quindi...
Allora direi che possiamo ringraziare il direttore generale. Però oggi Legnano ha credibilità, almeno dal punto di vista societario, perché i giocatori parlano, quindi di conseguenza oggi Certo. la mia soddisfazione è che tanti calciatori sono voluti venire appunto di corsa a Legnano. Quello assolutamente ha fatto bene, visto come eravate partiti appunto inizio anno, inizio mercato. Grazie allora al direttore generale del Legnano Alessio Ferroni per essere stato con noi, una buona Grazie a voi. fortuna Arrivederci. per il proseguimento di questo campionato e per la stagione in generale. Grazie. Buon lavoro a tutti. Ciao Giovanni. Arrivederci. Ciao. E allora, intanto che aspettiamo il nostro amato presidente Pasquale Cassese. che Comunque è Vittorino. Fede, io ti dico, Sarà sicuramente io sugli giri, Fede, io ti interrompo. Vai. Io sta roba qua, che il tifoso, sta roba qua è una battaglia che ho fatto tutta la mia vita e veramente, fortunatamente sono andato spesso bene, quindi però io sta roba qua, che il tifoso viene allo stadio e paga il biglietto, deve insultarmi No. perché perdo, magari con i miei figli e mia moglie in tribuna, io te lo giuro perdo la testa. Io ho sempre detto, il 5 maggio venite o mi date anche gli schiaffi. Se siamo andati di merda, mi date anche gli schiaffi, me li prendo e me li do da solo. Però date tempo, date fiducia, date entusiasmo, perché ragazzi io non ho mai visto una squadra vincere con tutti i tifosi che ti rompevano le palle. Ma ragazzi, ma questa ha dovuto fare una squadra il 15 di luglio con gente che immagino ti vuole Legnano, no aspetta, no, lascia stare lì che casino, vado da un'altra parte. Magari acquisti fatti panic buys, quindi prendi quelli di panico, Certo. che magari dopo 10 giorni ti accorgi che non va bene, quindi ricambia. Ragazzi, formare poi un gruppo, ricambia ancora 12 giocatori nuovi. Ragazzi, sono dinamiche che nel calcio quando poi si vanno a vedere le partite non si considerano, però io quello perdo. Ragazzi, bisogna dare a me insulti. Io non mi posso non schierare dalla parte del giocatore che perde la testa. Cosa ti devo dire? Cioè, a me spiace, è sbagliato, però lo capisco troppo. Sì, lo capisco, è tutto giusto quello che dici te. Però l'unica cosa che si può dire è che se tutti facessero così, cioè nel senso se a ogni contestazione il giocatore rispondesse, Capito? allora è Inizia chiaro a anche che non può essere 30 ricattato. Inizia a vedere 30 giocatori che vanno sotto, magari il tifoso inizia a cambiare idea, Sì. però una squadra ha bisogno di quel tifoso? Cioè io società ho bisogno dei 100 euro di quel tifoso che mi rompe le palle? Lascialo a casa, inizia a creare un po' di ambiente sano. Lasciamo a casa quelli che fanno casino, vedi che poi la squadra inizia a dire ma sai una roba, andiamo a Legnano, si sta bene, tranquilla, bello, passionale, tifoso. Però vabbè ragazzi, No, quello sono d'accordo, anch'io sono molto contro le scene in cui anche nel 2050 categorie maggiori in cui magari i giocatori vanno sotto la curva. Io non dimentico, io sono un grosso... Mi sentite? Sì, diciamo di sì. Vai, provaci Giovanni. Ci siamo? Sì. Ok. sì. Io sono un grosso appassionato di pallacanestro, che per me dopo il calcio è lo sport per antonomasia, per divertimento, insomma, per dinamismo e emozioni che dà. Non dimenticherò mai la prima volta che ero negli Stati Uniti e ho assistito ad una partita NBA, la mia prima partita. Quando vai ad acquistare il biglietto per una partita NBA, ti fanno firmare un regolamento che ti impone una condotta e che nell'ultimo trafiletto minaccia, in caso di violazione di questo tipo di punti, insomma, di indicazioni, con la radiazione. Che bello. Con la radiazione. Non l'allontanamento, la radiazione, che è una cosa fantastica, perché è il deterrente vero che spinge poi a comportarti per bene. E tra i vari punti c'era di non offendere gli avversari, non portare striscioni offensivi, tante cose che noi diamo per scontate che ci siano nel nostro mondo, ma che in realtà, se ci fermiamo un attimo, ma perché ci devono essere? Sì, io sono d'accordo. Però io l'altro giorno, un po' di tempo fa, per polemica, così dicevo, ma perché non attuiamo lo stesso comportamento al calcio nella vita quotidiana? Quindi io vado all'Esselunga, c'è una cassiera che
che mi serve male. Che è un po' lenta nel battere i prodotti. Parole di fuoco. Inizio a insultarla. Che cazzo fai, cogliona? Le vado a rigare la macchina, le spacco i vetri della macchina, gli metto le mani addosso, vado in posta, faccio lo stesso. Ma che mondo sarebbe? Cioè, ho capito, ma ragazzi, ma allora... Ma non va bene, cioè sta roba è fantastica, Giovanni, facciamola. Uno inizia a insultare, a rompere le palle. All'estero non è così, non è così. Io mi ricordo quando perdevamo una partita, a parte cioè oggi ne parlavo con amici, il senso di vergogna che uno deve avere perché ha perso una partita in Italia non te lo toglierà mai nessuno e non parla mai nessuno. Il senso di vergogna di andare fuori con i tuoi genitori a mangiare una pizza e non poter ridere perché hai perso una partita. Cioè sta roba qua è assurda, la gente non ci pensa. Il dover stare a casa con i propri figli e non dover andare al perdono di Melegnano perché hai perso una partita in casa in Lega Pro e ti vergogni di farti vedere che ti diverti, anche se sei uno che ha sputato sangue tutti i giorni d'allenamento a 43 anni. Cioè questa è la mentalità che c'è in Italia. Invece ti beccavano all'estero, oh ma le cose che ti dicevano, te ti vergognavi. Vedevi qualche tifoso, cercavi di scappare perché dici minchia mi viene a rompere le palle. E magari venivano incontro e dicevano dai Pascal Lacchi, l'arbitro oggi non è stato bravo. Oh, ma è retrocesso su e facciamo la guerra tutti gli anni. Ma perché questo lo spirito, lo sport si vince e si perde. Ma uno si può vergognare dopo aver dato magari l'anima, il sangue di dover andare con i genitori che sono venuti a 500 km, dover dire mamma, papà, stiamo a casa perché fuori non possiamo andare. Cioè sta roba è veramente una roba che mi faceva perdere la testa, capito? Io per quello andavo domenica ho visto Ponte San Pietro Pro Palazzolo. Cioè, erano in trasferta i tifosi del Pro Palazzolo, ai quali io a fine partita avrei voluto stringere la mano ad uno. Un tifo da Serie A in trasferta, compatti, bellissimi. Poi non so se sono regolarmente così o se io ho assistito ad una partita che per loro è la norma o ha rappresentato un'eccezione. Questo non lo so, quindi non seguo tutte le partite della Pro Palazzolo. Ma non hanno fatto un coro fuori posto. Hanno tifato per la propria squadra, sono andati sotto, li hanno incitati. Anche grazie a loro, a mio avviso, la squadra non si è disunita, ha pareggiato e ha vinto la partita, e alla fine un festeggiamento corretto, unico, senza nessun tipo di problema con i tifosi avversari, senza mai rivolgersi né ai giocatori avversari né ai tifosi avversari. Perfetti, impeccabili, un modello. Posizione del Pro Palazzolo, 4 punti dalla vetta. 4 punti alla vetta. È un caso? Io ragazzi... Vedremo. Bravo, questa è una provocazione, mi piace. Ragazzi, vi interrompo però perché abbiamo il presidente del Riccione, Pasquale Cassese. Prima però lo introduciamo con gli highlights del Riccione che ha vinto contro il Fossombrone. Riccione che prova ad impostare il gioco dal basso. Ora Rossi in avanti per la spona di Maio, velo di Sam che può mandare Tonelli a tu per tu con il portiere. Tonelli preferisce appoggiarsi dentro l'area di rigore per Diodato che si dia ora il gol dell'1-0. Non parte Tonelli, va Caponi direttamente in mezzo, pallone interessante, poi arriva il gol. La testa di Maio a portare avanti lo United Riccione. 17° minuto di gioco, cross perfetto di Caponi, testa incornata, vincente di Maio, 1-0 padroni di catto. Procacci che può andare a puntare Matteucci, Procacci va sul mancino, cross in mezzo che diventa quasi un tiro, legge però bene la situazione e la blocca Rossi. Lorenzoni si libera di Tonelli, velo di Battisti, poi palla dentro per Casolla che calcia ma si salva il Riccione. Va Caponi dentro per Diodato, fermato va Caponi questa volta al limite dell'area di rigore per l'aggancio di Tonelli che poi calcia, ha deviato il suo tiro, poi Ndoi a calciare in porta o perlomeno a provarci, palla che però non troppo, gioca per Lorenzoni, Fraternali, sovrapposizione di Lorenzoni, ignorato, cross in mezzo, testa di Chiesa a mettere fuori in un primo momento, poi Lorenzoni lascia per Fraternali, cross in mezzo per la testa di Casolla, atterrato, preso, calcio di rigore. Può partire Casolla, spiazzato Rossi, trova il pareggio al Fossombrone al 52° minuto di gioco, 1-1. Per il Fossombrone ha segnato Francesco Casolla.
Il capitano allora preferisce andare in avanti. Testa di Samb per Maio che prova a far da sponda. Triangola con Samb. In mezzo c'è Tonelli. Fa proprio in mezzo. E poi la conclusione da parte di Caponi. Parata da parte di Amici. La palla rimane ancora lì con Matteucci che calcia alto. Si accentra. Col mancino, cross in mezzo per la testa di Samb. E poi non tiene il pallone in campo Maio. Diodato. Ndoi. Cambia e va da Ramirez. C'è Ferrara vicino a lui. Prova ad accentrarsi. Ferrara, cross in mezzo per la testa di Samb. Altro cross perfetto e altro colpo di testa. Questa volta di Samb. Il Riccione mette di nuovo la freccia e va avanti al 70° minuto di gioco. Ecco Morai che tocca il suo primo pallone di questa partita. Passa in mezzo a due Morai. Si fa vedere subito molto bene. Velo di Samb per Maio che calcia. Ancora Pandolfi a sventagliare sulla fascia sinistra per Battisti, fermato. Procacci alza il pallone proprio per Germinale. La palla torna tra i piedi di Procacci. Fraternali calcia dalla distanza. Pallone però non insidioso che termina sul fondo. Ad andare in avanti Samba ancora una volta con la testa. Non c'è però nessun compagno in mezzo al campo. Poi arriva Caponi che ruba il pallone all'avversario. Caponi prova dalla distanza. Vedi Amici fuori il palo. La palla è ancora buona per Samb. Aumenta il vantaggio lo United di Riccione. Ancora con Samb. United 3, Fossombrone 1. Procacci. Dentro per il tacco di Fraternali. Germinale si appoggia da Pandolfi. Dalla distanza calcia Pandolfi. La traversa. E poi Casolla. Si alza la bandierina. È fuori gioco. Ma che tiro. Che recupera il pallone. E poi Caponi. Finisce qua. Primo, secondo e terzo fischio da parte di Matteo che mette fine alla partita tra United Riccione e Fossombrone con i padroni di casa che ne escono vittoriosi per 3 Allora questi erano gli highlights di Riccione Fossombrone 3-1. Abbiamo con noi come sempre a commentarli il presidente dello United Riccione Pasquale Cassese che è venuto a trovarci anche oggi. Buonasera Press. Allora, ciao ragazzi, a tutti. Ci fa una guida su come si rivitalizza una squadra in pochi semplici mosse? Cioè, semplici non lo so perché ci siamo messo... Dal Vangelo secondo Cassese. È bellissimo questo. Allora, in primis quando si vince, si vince tutti, no? Non è un eufemismo il mio, ma è la verità. Però la regola numero uno nel calcio, come nella vita, è essere pratico e risolutore. Forse io sono stato molto risolutore. E poi la seconda è quella di essere stato molto sereno e anche, diciamo, in maniera, te lo dico proprio spassionata, di essere empatico in alcuni momenti della stagione che erano molto negativi. Perché ne abbiamo vissuto dopo Atletico Ascoli, è stato un'ecatombe di paura, di malinconia, di sbagli, di terrore, di perdere la categoria, di retrocessione, di qualcuno che era venuto, come vi dissi, no, per poter cercare di fare posizioni alte e si era trovato poi nei bassi fondi. Non ti nascondo che ho dovuto anche sul mercato respingere offerte importanti per 3-4 giocatori importanti nostri, e ho dovuto anche a volte litigare con loro, però poi alla fine, come si dice, poi oggi vedi le scene di quando oggi segnano, finalmente un gruppo, il boato che esplode al 95esimo al gol di Sicu con Sora ai tempi di recupero dove tutti si abbracciano. È un ambiente ritrovato, un ambiente risanato, ora un ambiente sano. E lo stadio ha aiutato. Lo stadio è aiutato perché ti porta ad avere comunque un'immagine di chi sei, chi rappresenti per chi e per cosa, no?
certo. Cosa, prima chi rappresentavi, chi cosa? Riccione non è una città che vive di calcio, è una città che vive di turismo. Quindi prima giocavi su 30.000 campi, da Cattolica Mamma a Viarezzo, a Riccione o altri campi di periferia, ma non ti sentivi rappresentato, perché fin quando c'hai 1.000 tifosi che ti seguono, dicono ok, ti seguono dappertutto, tu ti senti sempre rappresentato, ma quando poi c'hai sugli spalti vuoti e le tribune scoperte, e le tribune poi quelle rudimentali, quelle là che si portano con le rotelle, e il campo, ma lo sai, penso che qualche volta siamo da vedere la partita, cioè hai visto le immagini dirette dei tuoi Sì, colleghi, sì. non ti dico bugie, No, ma ci cioè credo questo. parliamo di campi veramente che non ci azzeccano nulla col progetto che noi abbiamo innescato, cioè, però ormai è il passato, dai, parlare del Siamo sulla passato. strada giusta, dai, è lunga, ma Sì, Ma ma secondo te quanto incide poi nella risoluzione dei problemi? Quello che è un atteggiamento che io ho riscontrato in te, che è quello della schiettezza. E tu non sì. sei un polemico, non sei un presidente distruttivo o uno che ammazza i calciatori, tu però sei sincero. Io ricordo tempi non sospetti quando le cose andavano decisamente male, che alla nostra una domanda mia o di Manuel, non ricordo, ma quanto senti tu a questa squadra? Tu hai risposto allora poco, perché vedevi una squadra che non rispecchiava No. un po' le caratteristiche che ti rendono un imprenditore vincente, cioè la verve, l'agonismo, una squadra rabbiosa quando scende in campo che lotta per tutto. In quel momento tu sei stato onesto nel dire di no, che non è una cosa da tutti, a volte si danno delle risposte diplomatiche. per tenere l'ambiente sereno. Tu invece sei uno sincero. Guarda, Secondo te io paga questo tipo di atteggiamento? sì, assolutamente. Mi ricordo, questa cosa mi sta ricordando una cosa. È un aneddoto che arrivai a Roma in ritiro prima del Roma City, no? Venivamo da un pareggio col Tivoli bruttino e beccai a Sicu il capitano, no? Che poi è stata con me da 1 anno e mezzo, quindi c'è anche un legame che va, diciamo, di più, no? Rispetto a un calciatore che viene da poco, c'è anche un'empatia diversa, no? E disse Press, come stai? Dissi Tom, combatto. Dissi però sai una delle frasi che più mi ha appartenuto nella mia vita. Dissi Tom è quella che fa, non è tanto, no? Nel chi vince sempre, ma chi in quello che non si arrende mai. Io, tutti quanti da fuori mi vedono un imprenditore vincente, per l'amor di Dio, io ho fatto tanti successi, però per fare tanti successi ho sofferto tanto. Però nell'agonia, all'ultimo respiro, poi la forza mia è stata sempre quella di crederci di potermi salvare sempre. E questo spirito l'ho ritrovato nella squadra dopo che a Fano vai sotto, non solo pareggi subito, ma vinci 3-1. A Sora soffri come un dannato. E guarda chi Se fa tu, gol? se tu tuo chi fa capitano. gol Sicu. Sicu, Eh, e allora poi a un certo punto te la senti completamente tua. È come se poi alla fine è come se, sai, quando il figlio sta crescendo e ha dei problemi, man mano è come se poi rispecchiasse quel tuo essere, no? Quindi è così. Però sai, Quindi oggi Presti, se ti rifaccio la stessa domanda, vai Gio, vai Gio. se ti rifaccio la stessa domanda, la risposta è che questa squadra la senti tua? Ora sì, ora sì. Ma a me, sai Gio, la cosa che secondo me è una delle chiavi nel calcio, ma penso anche nella vita, credo, anche se sono abbastanza ancora giovane, l'equilibrio. Cioè, è in un mondo in cui il nostro, il calcio che va di risultati, eccetera, in cui l'equilibrio è tutto, e il Press avrebbe potuto 2 mesi fa perdere la testa, risultati che non vengono, investimenti, eccetera, eccetera. Invece, tutte le volte è sempre stato molto equilibrato, molto lucido, non ha mai, almeno, non è mai sembrato uno da perdere la testa, è stato equilibrato e comunque adesso i risultati gli stanno dando ragione ed è la cosa più giusta. 2 risultati negativi, un periodo negativo, frutto di infortuni, mi ricordo ne avevamo parlato, poteva veramente far perdere di vista un attimo la situazione. Invece, secondo me, l'equilibrio No, negli successi, soprattutto, ma è anche Manuel, anche nei fondamentale. confronti del mio allenatore, no? Di cui ti ho Certo, sempre detto che è una grandissima stima. Però io sfido chiunque presidente che cambia certo. allenatore e lo tiene saldo, non solo, ma lo rafforza
diventa un solo corpo con lui dopo una media punti di un punto a partita, Cioè, ma perché che guarda, segnale hai quando è dato tu? venuto lui Che, da che, Avezzano che fino, segnale hai scusami, dato ai giocatori? fino da Avezzano fino a Atletico Ascoli noi teniamo una media di 1,02 a partita. Ne abbiamo fatto 18 punti giorni di andata, giorno di ritorno 5 punti, cioè scusami, 5 partite e 11 punti. 11 punti. Abbiamo fatto più della metà Sì, di sì, tutti i 5 gironi di partite. andata. E io sfido chiunque con gli investimenti fatti e le cose dette a dire aspetta un secondo, fammi capire. Certo. Però poi sono stato equilibrato nel capire, perché a parte che ho una grande stima sia per l'uomo che per l'allenatore. Poi qui abbiamo tutti i nostri difetti, io ce n'ho tanti, lui ce n'ha tanti, a volte ci sfrontiamo un po', che siamo un po' due caratteri, siamo due acquari, quindi a volte abbiamo bisogno un po' di libertà, di essere un po' da soli e non rotti le balle, no? Come si suol dire. Però poi alla fine ci ritroviamo e siamo molto complici. Ai ragazzi cosa ho detto? Ai ragazzi, Manuel, sono sempre stato... Allora, io credo che nella vita una cosa che paghi è la coerenza. Allora, io sono un presidente che ama il calcio, che ama lo sport e ama quello che fa, no? Se io fossi sempre andato solo nelle vittorie e poi all'improvviso nelle sconfitte mi sarei allontanato da loro, Ciao. o a dire Li vaffanculo, perdi sti tutti, qua, sti certo. stronzi, vattene a fanculo sti pezzi, scusami del termine, e queste belle cose che dicono i presidenti, chi avrebbe fatto clamore? Solo al mio egocentrismo, no? Ma non saresti nella Invece io sono posizione di stato sempre adesso. uguale, anche quando stavamo depressi. Poi mi sono dovuto mettere 1700 maschere, perché la paura ce l'avevo pure io, Certo, non è che io non avevo paura, io avevo paura, forse tanta anche, però dentro di me avevo quella consapevolezza cioè, di poi di fare un po' come l'Araba Fenice, no? Di rinascere un po' dalle ceneri. Certo. Cioè noi siamo una squadra completamente ora ritrovata, che poi sa stare anche bene nel campo e sa prendere anche cazzotti, perché prima parlavamo a ottobre, novembre, vincevamo 1-0 un tempo, secondo tempo 2-1, Sì. 3-1 e perdevamo. E prima prendevamo un gol e finita la partita, il disastro, siamo morti tutti quanti. Invece ora siamo ribalti, quelli che certo. va sul ring e dice aspetta, io so quello che sono. Ora il test di maturità, lo dicevo stamattina con un mio amico, dicevo il test di maturità sarà Avezzano e San Benedettese, perché tu vai, è vero che hai fatto bei test, hai giocato bene, hai fatto punti, hai preso più pochi gol rispetto a prima, ora una differenza di più 4, però andare sotto con l'Avezzano è una cosa, andare sotto con la San Benedettese è un'altra. Ora bisogna capire il test della maturità, cioè ovvero hai beccato tutte squadre, con tutte erano squadre rispettose, onorabilissime, ci mancherebbe, però hai beccato Fano, Tivoli, Fossombrone, che era l'unica che stava, e Roma City, che è una squadra molto forte, e hai fatto 2-2, potevi vincere, hai messo 2 punti là buttati, però hai preso punti. Ora bisogna vedere come affronti l'Avezzano, come affronti la San Benedettese. Certo. Perché se le affronti nel piglio giusto, se fai punti con queste due, allora man mano, domenica dopo domenica, tu vedi delle cose diverse. Certo. Oggi io vedo che abbiamo più 10 dal Fano, più 6 dai playout e più 12 dall'ultimo posto, se non sbaglio. Non e meno vedo, 15 dalla vetta della classifica. Esatto. sì, ma non lo vedo Sto questo, non lo scherzando. vedo Sto chiaramente scherzando, Presto. No, ma siamo poco equilibrati, no? Pure io a volte, sai, nel mio gioco da sognatore, poi nella Li vita si è anche conta un po' i bambini, punti, no? li Ti conta fai un po' i conto e dici, punti. ma se faccio tutte le vittorie prendo il posto, lo fai, no? Grande, il Press Lo è come fai, no? noi. Lo Come fai. al fantacalcio. Esatto, quando sei ultimo al fantacalcio è gennaio e dici però se le vinco tutte... Gli altri non fanno punti. Esatto. Lo fai. Scusa, Presto, abbiamo interrotto. No, dico lo fai però, no? Sì, Lo sì, fai certo. nel divertimento, la l'entusiasmo, passione. certo. Gol preferito dei tre, Press? Ma quello di Samb, ma perché Quello di testa. sì, mi piace perché parte la catena di sinistra, poi Antonio si gira, mi ricorda un po' quel gol che faceva un po' Sarri con Insigne e Calleon, no? Non so se vi ricordate, Certo. che Insigne faceva il giro a centrocampo, crossava, sicuro che ci fosse lui che staccava di testa, lì stacca Samb, fa un gol bellissimo, quindi mi è piaciuto.
Fuori, cioè dietro le quinte ci ha raccontato un paio di cose su Samb, appunto, sul suo periodo di inserimento. E che ha fatto un po' che poi fu bello perché ieri stavamo in lavanderia, che poi prima della partita io mangio allo stadio pure io, intorno alla mezza, 9:15, poi scendo un po', vado giù, lo stadio si raggiunge alla lavanderia oppure dall'altro lato. Allora i ragazzi scendono, no? Allora l'altro giorno in settimana sentì Falù, dissi Falù devi correre, no? Ho disse Press, ma devo correre o devo segnare? Falù, se non corri non segni. Poi ci siamo visti dopo, ho detto Press, ho segnato, e perché? Perché hai corso, se non segni, se non corri. E quindi poi c'è un bel rapporto con un po' tutti quanti, sai, poi si crea un po' di empatia, il calcio è bello pure per questo. Fondamentale. È anche bello giocare per un presidente così, o no? Ma no, ma quelli che creano ma l'empatia, poi le qualità ovvio, tecniche, tattiche pesano, però da presidente, da allenatore penso che riuscire a creare un'empatia. Ma quanto è bello finire la partita e andare a abbracciare il tuo presidente, il tuo allenatore. Infatti io ho visto le immagini, non sono riuscito a vedere la Press, era in mezzo al campo perché c'era il discorso. No, sono sceso giù, no. Mi aspettavo, però no, secondo me giù è la cosa più, condividere poi ha parlato di rapporti, condividere le gioie con le persone con cui crei rapporti, crei veramente empatia, è la cosa più bella degli sport di squadra, c'è poco da fare. Assolutamente. Pasquale, la domanda, ma tu come esulti? Che non lo so, non riesco a immaginare se sei uno che esulta in maniera sommessa o alla Galliani che impazzisce. Allora, sono sincero, l'anno scorso esultavo alla Galliani perché non riuscivo a essere equilibrato. Quest'anno esulto... Aspetta il 90esimo. Sì, esatto. Ok. E direi che con questa immagine, signori, possiamo chiudere. Beh, una telecamera sul Press durante le partite, secondo me bisogna infatti mettere. proponiamo poi la Cassese Cam. la Press Cam. Va bene. Grazie allora Pasquale Cassese per essere stato con noi anche oggi. Sempre. Buona fortuna per le sempre. prossime 2 partite che abbiamo detto saranno un test di maturità per ciao il Giovanni, Bizzone. ciao Manuel. Ciao Press. Ciao, buonasera. Ciao ragazzi. Signori, saluto anche voi, tutti quelli che ci hanno seguito oggi. D-Time torna settimana prossima, lunedì prossimo, ore 19:30 come sempre. Siamo uguale? Anche se non si gioca? C'è il Viareggio. Giustamente c'è il Viareggio. Vabbè, seguire sui social. Direi che la chiave è sempre quella. Seguite i social, rimanete aggiornati. Parliamo della Serie A, dai. Beh, non sarebbe male. In inglese. Esatto. Tu lo fai tutti i giorni. No, era per Ce l'abbiamo il giorno off, Fede? Mm? Il giorno off non ce l'abbiamo. Dai, vediamo faremo una lotta sindacale per guadagnarci. No, ma Giovanni, tu vai a vedere Viareggio per caso? Così, curiosità mia. Cercherò di esserci, mi sto organizzando. Qualche nuovo talentino, sai. In caso ci fa il report quando torna. Ci vestiamo da Pasquale Cassese tutti. Dai, allora facciamo... Faremo una riunione per decidere tutto ciò e vi aggiorneremo sui social, voi che ci seguite da casa, e quindi semmai l'appuntamento per il lunedì dopo con D-Time. Grazie Manuel, grazie Giovanni per essere stati con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao a tutti, ciao Gio, ciao alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ragazzi, allora, ciao. Appuntamento lunedì, se non il prossimo, quello dopo, D-Time tornerà sicuramente. Ci siamo divertiti un sacco oggi, non vedo perché non continuare a farlo nei nostri appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!